Bella raga, ciao a tutti, dal Comandone Veneziano, siamo nella stagione 1992, Paul per Nigel Mansell, secondo e Monsella. Noi siamo sul Benetton con Michael Schumacher sesto, dai non male qui in Sudafrica, però non siamo sicuramente la macchina da battere, anzi, la Williams è devastante e se la prova è tutto per tutto. Raga, sarà un mondiale incredibile. Dai raga. Gara veramente difficile quella in Sudafrica, non mi piace per niente. Partenza non proprio scoppiettante. Perdiamo 2 posizioni addirittura. Guarda subito. Brutto errore subito. Inizio non proprio simpatico. Benetton che è molto indietro rispetto a Williams e se la gioca forse con la McLaren, ma forse. Schumacher sta tentando di recuperare sul compagno di squadra. Rischio il bloccaggio, ma ce la fa, mamma mia che fatica. Yellow flag, forse c'è un contatto con Brundle. La mia qua la frenata proprio, devo rimparare tutto rispetto alla Moto 91. Fastest di Nigel intanto, fastest di Nigel. Tutto un altro modo di guidare rispetto alle vetture 91, eh? Che ha preso i primi punti nella stagione 91, ma adesso vuole diventare protagonista. Intanto non riusciamo a prendere Gerhard, pian pianino, dai. A prendere confidenza con la monoposto. Ancora fastest di Mansell e Williams, grandi favorite per quest'anno. Era difficile qui in Sudafrica, siamo settimi, fuori dalla zona point purtroppo. Mi sto perdendo ancora niente, non ho ritmo, no passo. Purtroppo no passo. Non c'è passo ragazzi, recupero un po' nel secondo terzo settore, ma nel primo perdo troppo. Schumi voleva partire bene con qualche punto, invece qua ancora fastest di Mansell, sta volando Nigel 1.21 176. Noi giriamo 3
3 secondi più lento, 2 secondi più lento, ragazzi. Molto, molto dura. Dobbiamo sperare in qualche ritiro davanti, se vogliamo almeno un punticino irridato. Non stiamo guidando neanche malissimo per essere una gara che non amo, però sto prendendo le bombe. Male, male, male. Ancora fastest di Mansell che sta letteralmente volando. L'inglese vuole il titolo irridato, si percepisce già da questa prima gara. In questa stagione non c'è Alain Prost, che si è preso un anno sabbatico per rientrare in Williams con il veto di non avere come compagno di squadra Ayrton Senna. Yellow flag ma dietro. Martini, trasmissione. No pass purtroppo, 6 secondi da guerra, mamma mia. Prima gara non molto incoraggiante. Al momento il passo della qualifica circa. Devo sperare in un ritiro se voglio un punto. Le gufate umendiane. Sento la macchina difficile da guidare. Il ritmo se anche se possibile vado anche più lento di prima. E boom. Non riusciamo proprio a recuperare, ahimè. Io secondo me non sto neanche guidando malissimo, però la macchina non c'è.
quasi 8 secondi da Berger, mamma mia. C'è bisogno un po' di sviluppo in questa Benetton perché la situazione non è piacevole. Due giri alla fine. Prima gara che senza colpi di scena fece così 9 secondi. Mamma mia, perdo ogni giro, ma non capisco sinceramente. In verità, ripeto, non ho magari il tempo di frenata. Questa è una gara che non conosco neanche bene, ci sta. Però mi sembra un po' imbarazzante la cosa. Purtroppo sempre fastidioso arrivare settimo. Non riusciamo a carburare. Almeno un secondo da Herbert, quindi quantomeno non ho perso dietro. Però davanti, raga, situazione un po' grottesca qui in South Africa. Prima tappa del mondiale, 7 plates. No, ho frenato troppo qua, ma Dio santo. Mi sono un po' addormentato. Mansell vince la prima tappa del mondiale. Incredibile. Almeno arrivo ottavo, dai. Prestazione un po' così di Schumacher. Benetton, fuori dai punti. Raga, seconda tappa del mondiale. Terzo posto in Messico, che è sicuramente una gara favorevole. Pole di Patrese questa volta. Comunque Williams strepitose. Berger nono, Senna addirittura 12°. Crisi nera per il 3 volte campione del mondo. Vai raga, il podio è possibile. Partenza forse leggermente migliore rispetto al Sudafrica, ma vabbè. Siamo la seconda forza del mondiale in questo momento, secondo me. Il Messico è una gara favorevole, possiamo fare punti. Il nostro compagno è primo, it's incredible, it's incredible. Si butta, Schumi. No, mamma mia. Avanti, mamma mia che rischio. Devo prendere un attimo le misure con la frenata con questo monoposto del Ciudo del 92. Rallentami il pat. Messico una gara favorevolissima. Soprattutto nell'ultimo settore che amo.
del tracciato vecchio ovviamente. Vai, tanto per il Mansell dietro me lo godo. Quando devo abbassare il piede, cioè alzare il piede, scusate. Tanto c'è De Cesaris. Se l'ha perso la posizione. Mamma mia che lotta. Anche non deve scappare via Patrese. Bravo, veramente c'ha un ottimo ritmo. Questo l'ho presa bene, però Patrese se ne sta andando, il Pat vola, le Williams volano, questo l'ho presa veramente da fenomeno, e boom boom, ci superiamo, il compagno di squadra, ci siamo in lotta con Patrese, speriamo. Quanto è bello il tracciato del Messico vecchio, però layout vecchio. E a caccia serie che sono comunque più a mio agio qui in Mexico. Anche se le Williams pompano a manetta. Dai. Fastest di Michael. Incredibile Michael. Che lotta. Lotta vera. Anche se il Pat ha un secondo di vantaggio. Sono più forti, però Mansell oggi non è al top, neanche se ne è partito 12esimo. No, non lo becco, Patrese. Salvo errori o ritiri. Williams di un altro pianeta. È comunque un mondiale bello secondo me. Yellow flag, erroraccio. Alla parabolica messicana.
male tutt'altro, ma il Pat vola. Il signor Pat vola. Un 3 di vantaggio decisa, attenzione, decisa di scatenato ragazzi, anche il mio compagno fuori dal podio. Brando. In questa season 1990. Ovviamente solo il Puma può portare tutte le season. Dai però qua ho guadagnato secondo me, qualcosa, però siamo indietro. Si volano, giustamente sono strafavorite. È un fastest, però è un super fastest anche. Messico, gara che adora il Puma, si vede, si percepisce. Non è ancora finita ragazzi. No. Ho lungo leggermente. Ha paura il Pat adesso, ha paura il Pat. No, ho sbagliato. Questa l'ho presa malissimo. Però sembra il Pat ha rallentato. Il Pat ha rallentato moltissimo adesso. Non ha più il ritmo di prima il Pat. Che sembra in difficoltà. 0,9 infatti. E inizia l'ultimo giro. Il Pat e il Schumi stanno dominando questa gara. Due errori nel giro precedente forse mi hanno tolto le speranze. Siamo molto vicini, sotto il secondo. Prendere male sta sequenza normale. I sogni di vittoria sono pochissimi per il campione tedesco, anche se non è ancora campione. Per la stella nascente. Attenzione qua però. In difficoltà il Pat qua. Qua ho dovuto rallentare se andavo a sbattere. Peccato. Vince Patrese. In maniera quasi ignobile, no scherzo, adesso l'ha meritato. Ottima prestazione del tedesco. Seconda piazza. E si gode. Sei stato quasi perfetto. Grazie caro. Raga, andiamo a vedere la classifica dopo 2 gare. Patrese e Mansell dominano, poi vive tutti gli altri, Schumi, Senna e tutti gli altri. JJ Lito un punticino e me lo godo. Nella costruttoria ancora più un dominio. In questo momento le Williams sembrano imprendibili. Raga, alla prossima. Ciao!